Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Le fughe radioattive dalla centrale nucleare in Giappone stanno preoccupando un po' tutto il mondo e già sono in atto i ripensamenti sull'utilizzo di nucleare come fonte di energia. Dei rischi ma anche delle opportunità se ne è parlato durante una conferenza organizzata in Cattolica. Vediamo insieme questo servizio. Professor Ballarindenti, ha più aspetti positivi il nucleare o le energie rinnovabili? Ma io ritengo che il primo problema non è tanto scegliere tra rinnovabili e nucleare, che servono a mio giudizio entrambi a livello almeno mondiale. Il problema è uscire in pochi decenni dall'uso dei combustibili fossili, cioè dal carbone, dal petrolio e dal gas naturale, perché prima ne abbiamo poco, soprattutto di gas e di petrolio, e dobbiamo lasciarlo anche alle future generazioni, e poi perché il problema dell'effetto serra è un problema ormai drammatico. Il problema è cosa facciamo di qui ai prossimi 30 anni, cioè in una data in cui si spera che il fotovoltaico, il solare, la biomassa, l'eolico diano un contributo maggioritario, ampiamente maggioritario al nostro fabbisogno energetico, che peraltro andrà crescendo. Quindi il problema che si pone è: usiamo o no il nucleare in questi 20 o 30 anni? Per esempio la Germania, che è il paese a mio giudizio in questo momento più saggio dal punto di vista energetico, cosa dice? Sì, continuiamo a usarlo, ovviamente quello che è sicuro, togliendo di mezzo i reattori non più sicuri, obsoleti. Continuiamo a usarlo e in questi 30 anni che continueranno ad andare avanti questi reattori noi cerchiamo di avere una strategia di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico e realizzazione industriale tale da metterci a riparo dall'uso dei combustibili fossili e avendo solo a quel punto sorgenti a base rinnovabile. Dottor Cavaliere, il nucleare ha più pro o più contro? Questo francamente è difficile dirlo, perché dipende anche a cosa si dà più peso, se ai pro o ai contro. Specie con i reattori di nuova generazione, se vuol dire che eventualmente anche poi quelli di quarta generazione, che però vedremo solo almeno fra 15 o 20 anni, la produzione e la gestione delle scorie sarà certamente molto più semplificata e meno pesante, quindi anche con dei costi di gestione sicuramente inferiori. Per quanto riguarda il contro, c'è il rischio che, con una probabilità su qualche decina di miliardi, può succedere un incidente come quello di Fukushima. Valentina, che cosa pensi della catastrofe nucleare successa in Giappone? Allora, penso sicuramente la mia opinione sul nucleare è negativa, e lo è sempre stata a prescindere dalla tragedia del Giappone. Comunque, a maggior ragione, credo che questa tragedia abbia influenzato anche le menti delle persone e possa servire anche per spronare le persone a ragionarci un attimo di più, visto che bisogna scegliere, prendere una decisione a riguardo anche per noi. Per quanto riguarda il nucleare in Italia, io sono assolutamente contraria, perché penso che alla fine comunque il vantaggio che ne potremo trarre sia limitato. Per quanto riguarda la mia posizione riguardo al nucleare, sono abbastanza contraria, perché nonostante sia una cosa conveniente per la nazione magari italiana, con i risparmi economici, comunque implica molti rischi, secondo me. Ci saranno anche numerosi studenti ed ex studenti della Cattolica fra i protagonisti della 14ª edizione di Crucifixus, il festival di primavera. Un'occasione importante per mettersi alla prova, come racconta ai nostri microfoni il professor Claudio Bernardi. Con quali progetti? Sentiamoli direttamente da loro. Professor Bernardi, Crucifixus, che opportunità dà agli studenti e laureati dell'Università Cattolica? In questa edizione di Crucifixus in modo particolare c'è una partecipazione di studenti della Cattolica e di studenti della Cattolica che ormai sono diventati professionisti, notevole.
perché alcuni sono attori, partecipano a degli spettacoli, altri stanno facendo drammaturgia di comunità. Cito il caso di Collina, Riva di Solto, vicino sul lago d'Iseo, dove i nostri giovani stanno facendo questo grandissimo spettacolo con la partecipazione di 200 persone, quindi mobilitando praticamente tutta la comunità, con un grande spettacolo sulla passione. Si chiamerà Golgota, la collina della vita, con un itinerario circa di 3-4 chilometri, uno spettacolo di 3 ore, fatto completamente dagli abitanti, oggetti, costumi, tutto il resto. Il capo, l'animatore, eccetera, è Walter Spelgatti, che è uno dei nostri migliori laureati. Walter, laureato cattolica allo Stars Teatro, cosa proponi per Crucifixus? Sì, quest'anno appunto proporrò uno spettacolo di teatro popolare con 3 comunità che sono un po' una novità nel circuito di Crucifixus, perché 3 paesi del lago d'Iseo, Solto Collina, Fonteno e Riva di Solto, quest'anno si sono resi disponibili a entrare nel circuito del festival e si sono proprio messi completamente in gioco per poter costruire tutti insieme uno spettacolo di teatro popolare. Ci tengo anche a mettere in luce una serie di attività che vengono fatte con il carcere, quindi sono laboratori dello Stars, a cui partecipano nostri ragazzi con detenuti o persone o volontari, che trattano della questione sociale, diciamo della passione dell'uomo, delle sofferenze e della condanna. C'è una piccola mobilitazione almeno del corso di laurea dello stage in dello spettacolo. Sono un bel po' gli studenti tra antichi e passati, li possiamo calcolare circa su un centinaio. Davide Pinicarenzi, cosa porterai quest'anno a Crucifixus? Quest'anno riporterò un mio monologo, è Camposanto, che è una produzione proprio del festival Crucifixus, che debuttò nel 2007. La cosa per me molto interessante, la mia sfida da attore, ma anche direi da persona, è che lo proporrò il 7 aprile alle ore 15 nel carcere Canton Mombello. Quindi avrò degli spettatori molto speciali, per cui sarà, penso, un momento molto intenso. Serena dell'associazione Elea, cos'è che proponete per Crucifixus quest'anno? Allora, quest'anno come associazione Elea parteciperemo al festival con uno spettacolo il cui titolo sarà Spine, e sarà uno spettacolo creato appositamente per la scalinata del santuario di Cerveno. Si tratta di una scalinata molto bella con dei complessi lignei che rappresentano le tappe della Via Crucis a partire dalla condanna. E ora andiamo insieme a scoprire quali libri ha preparato per noi Silvia Mazzetti. Il primo libro di cui parliamo è il romanzo d'esordio della scrittrice canadese Shilpi Somaya Gowda. Lo definirei un capolavoro, dato che gli Stati Uniti in pochi mesi hanno assistito 13 sue edizioni. Le protagoniste sono 2 donne, una indiana e una americana, appartenenti quindi a 2 mondi completamente diversi, 2 culture diverse, i cui destini si incontreranno grazie ad una bambina. La bambina che Kavita darà alla luce in un piccolo villaggio indiano e che verrà poi adottata da Somer, una pediatra americana che non riesce ad avere bambini. In questo libro scorrono temi molto importanti, come l'amore, infinito come l'universo, dei genitori nei confronti dei propri figli, il rispetto per le donne in paesi che ancora le considerano inferiori, ed infine l'importanza per una donna di diventare madre. Questa è la figlia segreta di Shilpi Somaya Gowda.
Mon Amour è più di una semplice autobiografia, è un'ode, un canto al paese amato da Dominique Lapierre. In questo libro l'autore non descrive semplicemente la meta del suo viaggio, bensì cerca di ricostruire, passo dopo passo, il percorso che ha compiuto per conoscere e innamorarsi di questo paese. L'India, un paese con più di 1.200.000.000 di abitanti, che parlano 750 lingue e vivono in 640.000 villaggi, dove le divinità adorate sono migliaia di migliaia. In questo libro scorrono temi importanti, come l'amore, la passione per il viaggio, la sete di conoscenza e la curiosità per ciò che è diverso, per le culture diverse. Un libro che vi trascinerà molto lontano, stimolando la vostra voglia di viaggiare. Questo è India Mon Amour di Dominique Lapierre. E l'ultimo libro di cui parliamo è il romanzo d'esordio della scrittrice irlandese Caroline Jess Cook, che ha avuto un successo strepitoso. Si dice che quando si muore ci si trasforma in angeli custodi e si torna sulla terra per proteggere familiari o amici. Beh, è ben diversa la storia di Ruth, un angelo custode che tornerà sì sulla terra, ma per proteggere se stessa. Infatti, prima di morire, Ruth si chiamava Margot Delacroix e dopo una morte violenta si trasforma in Ruth, dovendo così tornare sulla terra per proteggere se stessa. Riuscirà a non far fare a Margot gli stessi errori della vita precedente? È possibile cambiare il proprio destino? Questo è I diari dell'angelo custode di Caroline Jess Cook. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.